Guarda che bella, che ne pensi? Ma quanto ti costa? Ma che ti importa quanto costa? Si vive una volta sola nella vita, no? Poi la barca è segno di libertà. Ce la meritiamo, lavoriamo sempre. Dai. Appunto. Cri, aspetta un attimo, scusa, aspetta un attimo. Ma già ti sei svenuto per comprare la casa ai tuoi, e la sartoria, e la station wagon per il cane. Non è una station wagon. wagon, Vabbè, è quello che è, ma pure la barca. E a noi chi ci pensa? Io ci penso, che ci deve pensare? Troverò una casa tutta per noi. 170 metri quadri, posto auto e cantina, che ne pensi? Ma quando, Daniele? Quando? Io ho 34 anni, non ce la faccio più a scappare dalla tua camera come una ladra. I miei al paese mi rompono le scatole. I tuoi, Cristiana, pensa un po' pure per te. Ma io penso per me. Io voglio il matrimonio, tu lo sai bene. Io voglio solo sposarmi e avere una famiglia. Poi ti compri tutte le barche che vuoi. Dove vai? Cristiana, c'è un appuntamento col signor Coletta per la barca, dai. Andiamo, per favore. Andiamo. Dai, andiamo. Vai, su, forza. Oh, Abdul. Senti, se viene il signor Coletta, gli dici che... Niente, non gli dire niente. Ciao. Cristiana c'era rimasta male davvero stavolta. E aveva ragione. Erano 5 anni che rimandavo il nostro matrimonio. 5, mica 2. Signor Presidente, il mio cliente ha un certificato medico che dimostra che si trovava a casa fin dalla mattina. Signor Presidente, un certificato medico è soltanto un foglio con la firma sotto. Noi invece abbiamo ascoltato le testimonianze giurate del capitano Quinto e dei carabinieri del suo gruppo che affermano di aver visto il signor Facci all'interno dell'albergo Eden dalla notte precedente. Mi stava visitando il mio cardiologo a casa. Io non ero in quell'albergo quel giorno. Quel giorno? Quindi vuol dire altri giorni sì? No, voglio dire, il mio cardiologo potrà testimoniare che io non c'ero. Lo abbiamo chiamato il suo cardiologo, signor Facci. Purtroppo non si è presentato. È un medico di fama e spesso lavora all'estero. All'estero? Anche lei lavora spesso all'estero, vero, signor Facci? Magari fate affari insieme. E magari anche lo stesso tipo di affari. Vero, signor Facci? Signor Presidente, queste sono ipotesi non comprovate. E noi siamo qui proprio per comprovarle. Ho finito, grazie. Silenzio! In nome del popolo italiano, la terza sezione penale del Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara l'imputato Lucio Facci colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 19 e mesi 6 di reclusione, lire 300 milioni di multe e al pagamento delle spese processuali. L'udienza è tolta. Sono cardiopatico, non posso finire in La galera. tirerò fuori da qui, non si preoccupi. Non finisce qui, ci vediamo in appello, Erika. Se trovi altre prove, perché no? Già. Tanto quando c'è di mezzo il tuo bell'eroe Quinto, i processi sono finiti ancora prima di cominciare. Ma perché non facciamo fare le sentenze direttamente a lui? Stai esagerando. È vero. Siete fatti proprio l'uno per l'altra.